Ogni mattina mi alzo, vorrei verso i 5, mi taglio la barba, mi lavo e dopo vado sotto, a messeccia con la pinza e comincio a fare il giro, a fare un po' di pulizia perché se no dovrei camminare per niente. E invece camminando raccoglie i rifiuti che trova per strada. Ci scherza su, quasi stupito che la sua storia possa destare interesse, ma Giuseppe Maroso, classe 1946, sa bene quanto serio e per certi versi rivoluzionario possa essere il suo passatempo mattutino. Da un lato i tanti, per maleducazione o noncuranza, che gettano a terra cartacce, bottiglie e rifiuti di ogni sorta. Dall'altro quei pochi, per non dire gli unici, che si prendono la briga di pulire, per passatempo e gratis. Cosa trova per terra? Beh, soldi mai, solo 20 centesimi che ho trovato fin adesso. Carte, indumenti, intera di tutto. Una vita a lavorare tra Marostica e Asiago dove vendeva frutta e verdura. Qui in vacanza a Lignano ci viene da anni con la moglie e da quando è in pensione per mesi interi. Qualche tempo fa anche un'operazione al cuore e il monito del medico. Guarda che dite che solo da leggere il giornale e non fare più niente e camminare. Mi ho camminato 4-5 volte con la moglie, ma dopo quasi mi vergognavo. E ora ho pensato, ora un cesto che non pesa niente, una pinza e camminando su 3 kg di carte e 5 kg, ma non è un peso. E appena che trovo il bidone svuoto, ecco. Che poi, quando il lavoro è ben fatto, si vede. Quando che mi arrivo in fondo a una piazza, a una strada, mi giro e mi sembra allargare il cuore a vedere sta bella piazza pulita che prima non diceva niente. Invece dopo pulita è una soddisfazione. Al comune di Lignano Sabbiadoro non è sfuggita la presenza di un ospite così premuroso e altruista, al punto da premiarlo con un attestato ufficiale e qualche omaggio. Perché riteniamo che sia un caso unico, ovviamente. Non chiedo ovviamente che tutti vogliano emulare il signor Giuseppe perché è inconcepibile, però prendere da lui un esempio non sarebbe assolutamente male. Ecco. Lui capisce che anche se ti offepa un altro, va bene tutti stesso. Adesso la paura del giovane è fare qualcosa per un altro, gratis. Paura che Giuseppe non ha. Il suo timore piuttosto è di restare con le mani in mano. Vuoi neanche a parlare, perché se non fa questo lavoro qua, vado a fare un altro. E la soddisfazione più grande è lavorare, come che fosse un gioco.